Prossima gara quella dei 200 dorso maschili categoria ragazzi, sono 4 le serie previste. Per la quarta serie nuoteranno in 2 Giulio Caranza, in 3 Alessio Simionato, in 4 Leonardo Brioni, in 5 Alessandro Ungaretti, in 6 Alessandro Repele, in 7 Pierfrancesco Artioli e in 8 Lorenzo Zamboni. Tanto Cvezzi Duma, passaggio più veloce ai 50 metri, 33,86, seguita da Giorgia Pretto in seconda posizione, 33,89, solamente 3 centesimi a separare queste due atlete. Vediamo il prossimo riferimento che è quello dei 100 metri, quello di metà gara, con la Pretto che mette la freccia e va al sorpasso in 1:10,41 il suo passaggio ai 100 metri, secondi 50 metri 36,52, 36,79 per Duma Cvezzi nei suoi secondi 50 metri, testa a testa proprio tra queste due atlete. La Pretto più giovane, classe 2002, al pari della Casarin che nuota in ottava corsia. Tutte le altre atlete in acqua sono nate nell'anno del 2001. Ci avviciniamo alla terza virata, quella dei 150 metri. Andiamo a vedere il passaggio. Ancora la Pretto al comando. 37,24 i suoi terzi 50 metri. Cvezzi Duma 37,84 i suoi terzi 50 metri. Siamo ormai all'ultima vasca per assegnare la medaglia, le 3 medaglie in palio di questi 200 dorso categoria ragazze, con Giorgia Pretto, portacolori della Leosport. Ottima la sua gestione di gara. Andiamo a vedere il tempo cronometrico ufficioso al touch, 2:24,83 per Giorgia Pretto. Duma Cvezzi seconda posizione, 2:26,56, e poi in terza posizione Pinar Pili, 2:28.